Nuova seduta di Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Tra i punti all'ordine del giorno la questione alloggi Ater. Prende la parola il presidente di regione. Abbiamo fatto un sacco di proiezioni. Le proiezioni ci dicono che la nuova legge va bene rispetto ai nuovi inquilini. Le proiezioni ci dicono che la nuova legge ci permette di aver comunque allocato delle famiglie, sono 400 famiglie, a un canone medio di 77 euro, e che vuol dire che stiamo utilizzando famiglie che non hanno soldi per pagarsi un affitto. Nelle anticipazioni del numero 1 in regione di seguito ai correttivi che verranno attuati dopo le tante polemiche e mobilitazioni di inquilini e sindacati. Venire incontro alle famiglie con anziani, agli anziani e alle categorie insomma in difficoltà, nel quale prevediamo degli aggiustamenti, ad esempio rispetto al reddito d'uscita, piuttosto che ad abbattimenti rispetto ai risparmi, perché oggettivamente un pensionato che vive da solo, che ha 50.000 euro e ha oltre 65 anni, qualche correttivo l'abbiamo inserito per gli over 65 in maniera tale che anche i piccoli risparmi che hanno fatto di una vita pesino di meno di quello che pesano oggi sull'attuale legge. Resta il fatto però che i furbetti siano già stati stanati. Vi annuncio già che comunque ci saranno comunque dei cittadini che dovranno lasciare libere le case popolari perché non hanno titolo per i soldi che hanno in banca e per i redditi che hanno di restarci dentro. Se qualcuno vuole fare la crociata la fa, ma mette pubblicamente i nomi. Quindi il punto sul bilancio e le voci sulla sanità e le lacune dei medici in organico. Il prossimo impegno, dice il presidente Zaia, sarà quello di assumere 500 medici specializzandi, di cui 320 per il pronto soccorso. E ancora gli aiuti alle famiglie in difficoltà riguardo agli asili. 31 milioni agli asili per 3 anni. Avviare un risarcimento per la montagna veneta riguardo alle ricadute sul bilancio 2020 della tempesta Vaia. Zaia ha affermato che sono stati aperti oltre 1000 cantieri. È stato venduto quasi il 94% del legname schiantato. 20 milioni per il rischio idrogeologico, quello che dicevo prima rispetto a Vaia, rispetto a tutto quello che dobbiamo fare ancora per l'ambiente. Stiamo facendo sempre poco perché ci vorrebbero. Quando io ho avuto il guaio dell'alluvione 2010, che ha alluvionato 223 comuni con 10.040 famiglie e imprese, ho scoperto che da 80 anni in Veneto non si facevano più opere idrauliche e quindi noi stiamo recuperando tutto quel tempo perso.